Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. Tragedia in strada a Palermo dove un giovane di 23 anni, Giuseppe Taravella, è morto mentre faceva jogging. Il ragazzo, uno studente di medicina, si stava allenando all'alba quando sarebbe stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Arrestati dalla Guardia di Finanza 9 soggetti che facevano parte di un'organizzazione che rilasciava titoli di studio e professionali falsi, emessi da enti universitari, istituti scolastici di istruzione superiore paritari e scuole professionali dislocate in varie regioni, tra cui la Sicilia. Si allunga la lista delle aggressioni in carcere ai danni del personale di polizia penitenziaria. L'ultima si è verificata a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, dove un ispettore e un assistente capo hanno riportato ferite e contusioni. Il segretario del SINAP ha espresso il suo disappunto sull'accaduto, sottolineando la gravità dei ritardi con cui vengono presi provvedimenti di fronte a episodi di questo tipo. Ci spostiamo a Enne, i cui abitanti stanno risentendo in modo preoccupante della grave crisi idrica che sta mettendo in ginocchio l'intera Sicilia. È stato richiesto dunque un consiglio comunale straordinario e urgente per individuare soluzioni concrete. In conclusione il meteo, per domani si prevedono rovesci a Ragusa, Siracusa e Trapani. Le temperature più alte si registreranno a Catania e Siracusa con picchi non superiori ai 30 gradi. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.